Un successo la sua ultima interpretazione in quel di Padova. Sì, un successo devo dire anche abbastanza inaspettato perché il testo che presentavamo non era facilissimo, però il pubblico l'ha apprezzato molto. L'ha apprezzato anche perché siamo riusciti a farlo in una location di Padova che è fantastica, che sono i Bastioni a Licorno, con il supporto del Comune di Padova e siamo stati molto contenti. Adesso stiamo lavorando con il Comune di Vittorio Veneto perché io sono veneziano ma sono naturalizzato vittoriese ormai e con il Comune di Vittorio Veneto stiamo facendo delle bellissime iniziative, degli spettacoli che faremo a breve che riguarderanno proprio degli eroi di Vittorio Veneto, ma non posso anticipare nulla. Un corso di teatro lei lo consiglierebbe perché? Un corso di teatro, il teatro per i principianti, per approcciare a una cosa bellissima, una passione soprattutto per i ragazzi che può aiutare a vincere le proprie paure, a vincere la difficoltà di vivere assieme agli altri, ma soprattutto per sviluppare l'autodisciplina, sviluppare la possibilità di stare assieme agli altri in maniera sana, pulita e perché no, anche per imparare un po' di storia del teatro classico e anche del teatro veneto che è quello su cui puntiamo molto. La scelta di fare questo tipo di lavoro da dove viene? Viene da una passione innata per tutto quello che riguarda l'arte. Io nasco come musicista e poi divento attore. È stata una scelta difficile, supportata comunque da una famiglia che mi ha sempre aiutato e che mi sta dando soddisfazioni. Ho rinunciato a molto per fare teatro, ho rinunciato anche a fare televisione per fare teatro e non saprei fare altro che teatro oggi come oggi. Tra televisione e teatro cosa sceglierebbe? Allora, teatro tutta la vita perché la televisione è noiosissima da fare, poi da guardare dipende anche cosa si guarda. Il futuro sarà sempre più teatro, anche se ultimamente mi stanno sempre più chiedendo di fare doppiaggio e quindi forse sarà anche un futuro in televisione ma attraverso un canale diverso, quindi dietro le quinte.